Sono momenti di dolore, una tragedia immensa, quella che ha colpito la famiglia della piccola morta dopo il parto avvenuto in casa. Lei, la quarta figlia, una gravidanza, nessun problema. Nulla ci spiega la sindaca che ha parlato con i genitori che facesse presagire una cosa così grave. Non c'erano condizioni per pensare al peggio, ma successivamente la situazione è precipitata con una emorragia da una parte di una vena congenita, quindi è una cosa che poteva succedere anche se il parto era stato fatto in una struttura ospedaliera, un ospedale. La mamma aveva scelto di partorire in casa anche le altre tre figlie e tutto era andato bene, così come era stato tutto perfetto fino al parto. Le ecografie, le visite, tutto perfetto, anche perché sappiamo benissimo che le donne possono partorire liberamente in casa, assistite logicamente da ostetriche, ma devono aver avuto prima una gravidanza eccelsa. La sindaca si è poi rivolta a quanti sui social hanno preso di mira questi genitori che stanno affrontando un momento doloroso della loro vita. Quello che mi fa, ma veramente lo dico con il cuore, mi fa ancora più arrabbiare vedere quello che scrivono i social, che ho letto prima, addirittura denunciare i genitori per ma è una scelta che ognuno può fare e non è niente da condannare. Assolutamente, quindi veramente prima di scrivere qualcosa pensateci sopra veramente e non infierire contro le persone e i genitori che stanno già passando un momento forte e doloroso. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della piccola, per i genitori una malformazione congenita che l'ha strappata all'amore della famiglia.